Cari telespettatori, pensate che ci sono delle corresponsioni di denaro che vi spetterebbero di diritto, ma non le ricevete se non ne fate espressa richiesta. Si tratta dei cosiddetti diritti inespressi. Nel solo 2023 lo SPI-CGIL nel Veneto è riuscito a recuperare a centinaia di pensionati circa 3 milioni di euro. E allora, come fare per ottenere la corresponsione di questi importi, a volte anche ragguardevoli? Sentiamo Massimo Cestaro, segretario dello SPI-CGIL del Veneto. I continui cambiamenti introdotti sulle normative del sistema pensionistico, attuati dai diversi governi che negli ultimi anni si sono succeduti, hanno prodotto almeno due effetti. Uno è che i lavoratori prossimi alla pensione e che quindi pensano di aver maturato il diritto alla pensione, spesso non sanno quale sarà il trattamento economico che gli spetta, proprio perché le norme sono cambiate negli ultimi anni, e quindi è bene che i lavoratori che sono prossimi al trattamento pensionistico facciano le loro verifiche presso l'INCA CGIL per capire esattamente, primo, se hanno effettivamente maturato il diritto alla pensione, e in secondo luogo per capire quale sarà la misura del trattamento pensionistico. L'altro effetto negativo è che riguarda invece i pensionati, è che molto spesso i pensionati hanno dei diritti. Quando parliamo di diritti intendiamo trattamenti economici, che però non sanno di avere. E sono quelli che abbiamo chiamato appunto diritti inespressi, cioè tu hai un diritto che ti aspetta, ma siccome non sai di averlo, non lo chiedi. Che è la ragione per la quale, come sindacato dei pensionati, stiamo facendo una grande campagna di informazione e di comunicazione, per dire ai pensionati: recatevi presso le sedi del sindacato pensionati della CGIL, fatevi fare una verifica sui vostri trattamenti pensionistici, perché spesso si scopre che quei pensionati sono titolari di trattamenti economici a volte anche importanti. Stiamo parlando in alcuni casi di alcune migliaia di euro che l'INPS deve erogare, e in moltissimi casi di trattamenti pensionistici che rimangono aumentati nel tempo, quindi non solamente gli arretrati, ma anche trattamenti pensionistici mensili che aumentano. Si chiamano appunto diritti inespressi, abbiamo chiamato diritti inespressi perché appunto i pensionati non sanno di averli, e se non sai di averli neanche li chiedi. Quindi fatevi le vostre verifiche presso le nostre sedi, fatevi fare i conteggi, portatevi i vostri cedolini, in modo tale che i nostri rappresentanti nei territori possano farvi loro le verifiche e stabilire poi se avete o meno diritto ai trattamenti economici aggiuntivi.